Lions 3.0, servire nel terzo millennio è il tema della giornata di sabato 9 settembre fra i Service Lions che fanno solidarietà. Se ne parla al Palace Hotel di Milano Marittima. Franco Sami, presidente del Service Acqua per la Vita, come si devono proporre i Lions in questo 3.0? Ma io prima di tutto sono davvero orgoglioso di aver assunto questo incarico dato dal Consiglio di amministrazione della Onlus nazionale e che ha anche grandi funzioni internazionali, Acqua per la Vita, che dal 13 di maggio di quest'anno. È una Onlus che si occupa dei temi dell'acqua a 360 gradi, quindi non soltanto la costruzione di pozzi e acquedotti, soprattutto nei paesi africani o nei paesi particolarmente dove questo problema è drammatico, ma ormai, dato che il problema dell'acqua sta diventando un problema legato alla siccità anche europeo e anche del nostro paese, noi ci stiamo allargando a creare momenti di discussione, di consapevolezza e di dibattito anche nei territori nostri in Italia, oltre che nei paesi africani. È possibile, come in questa giornata, collaborazione fra i Service Lions? Assolutamente sì, sarà uno dei temi che nella mia relazione tratterò e lancerò quest'idea di progetti integrati fra di noi, Acqua per la Vita, fra MK, fra Bambini nel Bisogno, fra Occhiali Usati, perché credo che dalle integrazioni delle grandi Onlus Lions possono nascere dei progetti davvero integrati dove sì, noi costruiamo pozzi, MK si occupa dei suoi temi, chiede alle scuole, quindi per questi villaggi si dà un'offerta generale e credo sia davvero un grande esempio di collaborazione e di integrazione nei progetti. Nel settore acqua citato come un tema ormai anche europeo, ma in questo momento dove operate e quali sono le prossime missioni di Acqua per la Vita? Le prossime missioni di Acqua per la Vita sono ancora molto vocate in Burkina Faso, nel Centro Africa, in Tanzania, in Zambia, anche se cominciamo ad avere richiesta anche nei paesi asiatici, soprattutto da parte di comunità religiose o altro che hanno necessità per i loro ospedali, i loro centri di raccolta di acqua, quindi di pozzi e di acquedotti. Però contemporaneamente stiamo ampliando molto tutto il settore, diciamo, della consapevolezza della discussione con le scuole, anche in Italia soprattutto, proprio per discutere con i ragazzi della importanza di questo grande bene, perché acqua è vita, quindi di evitare gli sprechi, di attenzione agli inquinamenti e quindi questo tema allargarlo anche a una consapevolezza dei giovani anche nei nostri paesi. Fausto Pasini, l'importanza di un convegno come questo per la solidarietà e per far collaborare i Service Lions ma anche i territori Lions. Sì, questo è uno dei temi centrali della nuova attività che i Lions stanno facendo. Uno dei temi principali è proprio quello di collaborare sia tra club sia tra le diverse anime, i diversi service che vengono posti in essere dai vari club per incidere maggiormente sia sul territorio e per sviluppare insieme attività che possono essere portate dal territorio a un raggio d'azione più ampio o al tempo stesso per agire insieme su territori più distanti dove ovviamente con una forza di più club e di varie onlus che collaborano insieme possono avere un risultato più importante e un impatto maggiore sui territori e per i risultati che intendiamo perseguire. Oggi è più importante lavorare su piccoli progetti o tutti insieme su grandi progetti? Ma ovviamente c'è sempre da considerare che il club è il centro della nostra associazione, per cui il club deve sempre mantenere una sua collocazione ovviamente a livello locale perché il club agisce sul territorio. Però è anche logico che i tempi cambiano, si parla sempre più di glocalizzazione, quindi per il club è necessario collaborare, sviluppare nuovi progetti che possano avere un respiro più ampio. Maria Clelia Antolini, presidente di MK Onlus, innanzitutto cosa fa MK Onlus? MK Onlus è un'associazione che si occupa soprattutto di lotta alla malnutrizione, lotta alla fame
per limitare la mortalità infantile in Burkina Faso. Quanto è importante un incontro come quello di oggi, no? Il dialogo fra Lions, ma dialogo anche fra Service, fra Onlus Lions? L'incontro di oggi direi che è molto importante perché abbiamo avuto l'opportunità di analizzare vari service che vengono realizzati dai Lions italiani in vari campi. Per quanto riguarda il campo della solidarietà e della cooperazione internazionale, utilissimo il dialogo fra le varie associazioni Lions che si occupano appunto di realizzare insieme ai vari paesi africani, in particolare il Burkina Faso, quegli obiettivi del millennio che si riassumono sempre in lotta alla fame, lotta alla mortalità infantile, assistenza alle donne, in particolare alle mamme, e cura dell'ambiente e l'approvvigionamento di acqua potabile. Qual è l'obiettivo prossimo per l'Africa, visto anche considerata la situazione che sta evolvendo anche sull'Europa? Direi che mai come in questo momento la cooperazione internazionale è indispensabile proprio per aiutare i giovani africani a vivere nel loro paese. Il Papa Emerito Benedetto XVI in un suo discorso disse che bisogna tutelare il diritto di restare nella propria terra, il diritto di non emigrare, e direi che l'obiettivo più importante in questo momento delle nostre associazioni è proprio quello di far sì che i giovani possano cambiare le condizioni di vita nei loro paesi natali in modo da poter affrontare la loro vita senza essere sradicati dal loro mondo. Quanto è importante un convegno come quello di oggi per parlare fra Service Lions, per parlare ai Lions, per parlare di servizio, che è poi il motto dei Lions? Dunque direi che il lionismo sempre di più si sta affacciando al nuovo centenario con delle logiche e degli approcci decisamente diversi. Fino a ieri il lionismo si preoccupava di dare soddisfazione al socio organizzando manifestazioni che rendessero felice il socio affinché potesse continuare a dare un contributo significativo per il successo delle nostre iniziative benefiche. Oggi il discorso cambia, oggi la società è cambiata, dobbiamo individuare percorsi perché il service sia al centro della nostra attività. Dobbiamo aprirci, quindi non essere più chiusi all'interno dei nostri meeting, ma aperti a una popolazione che ha bisogno, aperti a tutti coloro che sono disponibili a dare il loro contributo per il successo delle nostre iniziative. Questo significa crescere, questo significa dare un'immagine del Lion diversa da quella del passato, persone attive, persone che vogliono dare un loro contributo per il successo della nostra società. Come si fa servizio nel terzo millennio per i Lions? Lavorare sicuramente in rete, lavorare in grande collaborazione anche fra quelle Onlus, quelle associazioni che sono a marchio Lions, ne abbiamo tantissime. Tantissime no, ma abbastanza. Io potrei citare MK Onlus che lavora per debellare le malattie killer dei bambini in Africa. Potrei citare gli occhiali usati che raccolgono ovunque nel territorio degli occhiali, poi vengono rimessi a posto, rimontati, cambiati le lenti e lo stesso portati in Africa. C'è Acqua per la Vita. Ci sono queste Onlus che stanno ultimamente pensando di accorparsi nel nostro distretto, in modo particolare funziona da diversi anni ed io l'ho riconfermato, un progetto che si chiama Progetto Unico Integrato, che vede proprio la comunione di intenti e di operazione fra l'MK, l'Acqua per la Vita, gli occhiali usati ed un'altra Onlus che è Bambini nel Bisogno. Una giornata importante per i Lions, anzi un weekend dove all'interno di questo weekend si parla di Essere Lions 3.0. Cosa è venuto fuori? Qual è il suo punto di vista? Il punto di vista è che nei Lions noi abbiamo tante professionalità, tantissimi colleghi, tantissimi medici, architetti, ingegneri che sono veramente il fiore dell'Italia. Se noi riusciamo a coagulare tutte queste professionalità e a coinvolgerli in un progetto unico, noi possiamo lavorare molto meglio per aiutare gli indigenti, per aiutare quelle popolazioni che hanno bisogno.
perché in Italia, da studi dell'Istat, abbiamo noi 8 milioni e 500 mila italiani in stato di povertà, di cui oltre il 50% in povertà assoluta. Questi, oltre ai problemi dell'alimentazione, della casa, generano anche una sanità sanitaria. Che significa? Significa praticamente che il primo taglio che loro fanno sono alle medicine, ai ticket che per quanto pochi possono costare sono sempre una bella somma da spendere. Noi cerchiamo di incidere su queste persone qui. In passato siamo stati all'estero e siamo ancora all'estero aiutando gli abitanti della Tanzania, del Burkina, del Marocco. Adesso ci rivolgiamo anche agli italiani che hanno problemi economici, che non riescono a pagarsi i ticket. Noi offriamo le nostre professionalità mediche in centri come quelli che oggi nasce a Cervia per aiutarli ad avere una sanità più adeguata e più economica. Tutto ovviamente gratuitamente. Oggi Sosan ha organizzato e ha dialogato anche con altre onlus. Si può lavorare anche insieme per la sanità, per la formazione, per l'acqua, per la vita, per salvare i bambini dalla denutrizione. Bisogna fare uno sforzo enorme che consente a questa associazione di superare gli egoismi, i personalismi e fare in modo che progettare a lungo termine progetti che possono essere coerenti e selezionare un attimino le attività. Sarà un processo lungo, forse ci riusciremo, però siamo sulla buona strada. Tornando a Sosan, il prossimo obiettivo, la prossima missione quale sarà? Noi il 15 di ottobre fino al 26 di ottobre siamo in Marocco, in un ospedale non ovviamente di Marrakech o della capitale, ma sotto l'Atlas, l'Atlante, un paese povero che ha un bello ospedale in cui noi facciamo chirurgia, una chirurgia d'élite, perché per la prima volta in quei posti noi facciamo addirittura delle videolaparo. Loro onestamente l'apparecchiatura le avevano, ma non le sapevano utilizzare. Noi le abbiamo aggiustate, le abbiamo risistemate e adesso operiamo anche in videolavoro in qui all'ospedale con tanta soddisfazione di persone che altrimenti non sarebbero potute essere operate.